Isola ecologica mobile itinerante ad Agrigento, tappa al mattino di oggi a Fontanelle. Ascoltiamo in proposito il sindaco Franco Micichè e l'assessore alla nettezza urbana Aurelio Trupia. Se il residuo sta tapparella la può mettere lì. Questo secondo giorno è in via sperimentale, però sembra che funzioni. Per quanto riguarda le indicazioni, io invito tutta la cittadinanza a scaricare l'app Città di Agrigento, dove oltre a indicare il calendario viene indicata anche la posizione dell'isola ecologica. Come ho detto in conferenza stampa, e lo ripeto ora, questo è un preludio per poi realizzare quelle famose isole ecologiche di cui ho sempre parlato, per ridurre anche il porta a porta in alcuni quartieri e per quindi abituare così la cittadinanza a questa tipologia di conferimento. Sindaco, qualcuno chiede che venga istituito anche il pomeriggio questo servizio. Sì, è vero, perché la mattina molti sono al lavoro, quindi a volte sono proprio impossibilitati a conferire questa tipologia di rifiuti. Vediamo di organizzare meglio e quindi di creare anche nel calendario una giornata pomeridiana. È un'iniziativa amica dell'ambiente, perché qui è possibile anche conferire batterie esauste e farmaci scaduti. Sì, è quello che mancava qui in questa nostra Agrigento. Penso che stiamo completando quell'opera di cui tanto se ne è parlato. Un poco di pazienza anche perché stiamo facendo tutto questo in previsione anche del nuovo contratto. Possiamo fare un bilancio sicuramente positivo dell'iniziativa. Era una situazione che noi avevamo già programmato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e vedo che sta avendo un buon riscontro. Anche questa mattina tante persone stanno venendo qui a conferire, diciamo, le cose che non ne vengono raccolte con il porta a porta. Il beneficio fattivo è che diamo la possibilità di poter conferire. Sicuramente io penso che con il prossimo contratto noi cercheremo di dare anche delle agevolazioni, perché saranno previste delle tessere per quanto riguarda il conferimento, quindi si potrà avere una situazione più sotto controllo rispetto a quello che viene conferito dai cittadini. Questo sicuramente è un miglioramento del servizio che abbiamo visto in questi anni. Già secondo me ci sono ottime risposte, ottimi riscontri da parte della popolazione. Naturalmente il fatto che giri per i quartieri invoglia le persone, è molto più comodo per conferire, quindi spero e sicuramente questa cosa avverrà, si ridurranno i rifiuti abbandonati, soprattutto i rifiuti molto inquinanti come appunto sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che è quelle che sto conferendo in questo momento.